Amici, tutto pronto per la prima puntata di Giovedì a Corte. Oggi super ospite Renato Nicolai, amministratore delegato della Dinamo Sassari. Ci vediamo tra pochissimo, iniziamo, rimanete connessi con noi, ok? Salumificio La Mustera. Nel cuore della Gallura la nostra tradizione porta a tavola sapori e profumi ineguagliabili. Ci trovi nei migliori supermercati e negozi di prodotti tipici sardi. La Mustera. Gusta e ricorda. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Sigma Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Citroën C3 offre 33 combinazioni di colore, proprio per persone come Marina e Martina. E per la loro sorella, Marta. Citroën C3, potevamo creare un'auto, invece abbiamo creato l'auto per te. Citroën. Cantina Alba e Spanedda. Il nostro impegno principale è la valorizzazione dell'antico vitigno autoctono del Cagnolari. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Amici, benvenuti, eccoci qua con Renato Nicolai, grazie di essere venuto qui alla nostra prima puntata. Grazie. Permettimi 30 secondi che spiego un attimino, essendo la prima puntata, di che cosa si tratta Giovedì a Corte. Giovedì a Corte è il programma qui da Corte Santa Maria, la galleria centro commerciale a Sassari, ogni giovedì dalle 18:30, è un programma, parleremo di eventi insieme anche a ospiti che ci seguiranno ogni giovedì per trascorrere questa mezz'ora insieme a questi ospiti. Eccolo qua, abbiamo Renato Nicolai di Dinamo. Tutto bene Renato? Giorni un po' frizzanti questi. Tutto bene, giorni frizzanti, sono i giorni dei playoff. Che ne parleremo, certo. Stiamo vivendo una preparazione ad un momento che sarà molto molto importante. Perfetto. Per la nostra società. Senti, io ieri ho cercato qualche informazione su di te più specifica, anche se già ti conoscevo, visto i tuoi trascorsi, però mi si è scaricato lo smartphone a vedere il curriculum e le biografie di quello che hai fatto. Ho un attimino riassunto, vediamo se ho fatto bene. Renato Nicolai, bolognese di 55 anni, a meno che non è scattato ultimamente. È scattato uno, lo sapevo, ne è scattato uno. 56 anni, da luglio 2018, amministratore delegato della Dinamo Banco di Sardegna, docente dell'Università di Bologna, dirigente sportivo di lungo corso, ha iniziato il corso di Bologna, poi si è passato alla Fortitudo Bologna. In seguito sei andato a Ferrara, altro breve passaggio a Bologna, poi sei stato uno degli artefici dell'ascesa di Brindisi e negli ultimi 3 anni hai contribuito al rilancio di Torino nel gotha del basket italiano. Ho detto tutto giusto? Hai detto tutto giusto. Perfetto. È una storia fondamentalmente di pallacanestro che è partita da Fortitudo Pallacanestro, che è la squadra storica della mia città. La Fortitudo. Chi non la conosce, insomma. E senti, all'università che cos'è che insegnavi, cosa facevi? Ho insegnato diverse cose, in questo momento sono titolare di management dello sport all'Università di Bologna e corso di laurea di scienze motorie. Ok, quindi sia amministrazione che anche... Assolutamente sì, diciamo che metto sulla tavola quello che faccio tutti i giorni di lavoro, per cui i ragazzi sono contenti. Eri partito così anche prima come management, anche prima di diventare, quindi è sempre stato il suo settore assolutamente. È sempre stato il mio settore. Benissimo, certo. Benissimo. E comunque volevo dirlo, ricordare ai nostri amici, l'altezza di Renato può confondere, ma lui è stato un grande atleta, ma di salto in alto, giusto? Sì, il mio sport principale è stato il salto in alto quando ero
molto più giovane dei miei 56 anni. Senti, cosa ti ha convinto a venire a Sassari, dai, del progetto Dinamo? Ma il progetto Dinamo è un progetto molto affascinante, lo era prima che io venissi, è un progetto che in tutta Italia, lo dice una persona che viene da fuori, in tutta Italia è ammirato per la propria organizzazione, la propria struttura. È un progetto che nasce chiaramente da una persona che è Stefano Sardar, che è il nostro presidente, che però ha saputo creare un gruppo di lavoro veramente interessante. Noi siamo tanti, appassionati, ed è attraverso la passione e l'organizzazione che è riuscita Dinamo ad ottenere dei risultati che, credetemi, lo dice una persona che è nello sport da tanti anni, non sono per niente facili da ottenere in una realtà come Sassari, che è una città piccola comparata a grandi centri come possono essere Torino, Milano, la stessa Bologna, Roma e quant'altro. È un progetto affascinante che continua a vivere, continua a procedere, continua a conquistare nuovi traguardi, e quindi quando Stefano mi ha detto raggiungici, io ho preso il primo traghetto subito, e sono venuto benissimo. Questo presidente che lo vediamo sempre lì a bordo del campo, sembra quasi un giocatore a volte con le sue, ogni tanto le felpettine, è l'anima, un'anima. Vive di passione, vive questa come passione, oltre che come attività imprenditoriale. E la passione, in verità, dietro lo sport, se non c'è passione poi vai poco avanti, per cui lui la rappresenta tutta. E a Sassari come ti trovi? Bene, è una città che mi piace molto, conoscevo la Sardegna da prima, da turista, l'ho girata tutta, in lungo e largo, in moto, in macchina, in tutte le maniere, per cui amavo la Sardegna prima, la amo ancora di più adesso. La città è accogliente, è una città a misura d'uomo, ne sono veramente molto contento. Un po' una piccola Bologna, abbiamo anche noi l'università, la vero, squadra di basket. Ci sono tante similitudini, è una città universitaria come appunto Bologna. Effettivamente, ripeto, è una città dove si vive bene, dove si vive bene senza pensare al fatto che dobbiamo essere per forza a New York o a Los Angeles. La nostra trasmissione parla di eventi, voi avete un appuntamento importantissimo questo sabato. Come arriva la squadra? O meglio, come li hai visti nelle ultime ore? Perché come arriva la squadra noi l'abbiamo vista negli ultimi giorni, che cosa sta facendo? Ma la squadra si sta preparando dal punto di vista tecnico, abbiamo un paio di giocatori acciaccati. Ci sta nell'arco di un campionato, nell'ultima partita effettivamente il nostro playmaker, la nostra guardia titolare, che sono Jamie Smith e Tarius McGee, non hanno giocato. Difficilmente McGee giocherà sabato, ho paura che anche lunedì dovrà stare a riposo. Abbiamo dato tutto, abbiamo giocato tantissime partite, abbiamo tirato il collo ai ragazzi, i ragazzi si sono fatti tirare il collo molto volentieri. Ci sta che in questo momento abbiamo qualche acciacco, ce l'hanno tutti, per cui non ci piangiamo addosso, arriviamo con una carica e una voglia di fare bene incredibili. Bene, dai. Senti, continuiamo a parlare di eventi, Dinamo a parte, Sassari vedrà, oltre a questa grande partita di playoff, sabato in casa e poi lunedì ancora in casa, giusto? Sì. Quindi ci sarà un sabato infuocato e poi la domenica c'è un grande evento a Sassari che non so se tu conosci, è la cavalcata sarda. Forse l'hai già sentita? Ne ho sentito parlare, non ho mai assistito dal vivo, mi dicono sia uno spettacolo da non perdere. Sì, eccola qua, è l'evento laico più importante di tutta la Sardegna, 2500 figuranti in costume, oltre 270 cavalieri sfilano per le vie della città, insomma una grandissima festa. Sicuramente un appuntamento da non mancare, ma voi sarete un po' impegnati ovviamente. Sì, quando si gioca una volta ogni 2 giorni, rifiati allenandoti si è e preparando la partita dentro. successiva.
Nel frattempo che stavamo parlando di cavalcata, io volevo fare una comunicazione di servizio subito riguardante il centro commerciale Santa Maria, perché sarà aperto dalle 9:30 alle 20:30, quindi in orario continuato per il giorno della cavalcata, e il Davison Café all'interno del centro sarà aperto dalle ore 7:30 fino alle 20:30, quindi questa è una prima comunicazione. E nel frattempo, se passate di qui, perché ci sarà sicuramente i parcheggi in centro saranno occupati o chiuse le strade per la cavalcata, c'è il parcheggio interno di Corte Santa Maria, tra l'altro, che è a un tiro di schioppo, e se parcheggiate l'auto qua fatevi anche prima un giro, perché c'è un nuovo negozio che apre, C-Sport, che presenta tra l'altro la nuova collezione New Balance, più Vans, Nike e altre marche, quindi si può fare benissimo un giro qui a Corte Santa Maria e poi andare a vedere la cavalcata. Senti, sei un appassionato di piante succulente? Oddio, potrei diventarlo. Ok, sai cosa sono le piante succulente? Non lo sapevo neanche io, devo dirti la verità. Onestamente no. Chiamate impropriamente piante grasse. Quindi perché hanno degli organi, delle loro pareti chiamati succulenti, che riescono, capito, a trattenere l'acqua, no? Quindi niente, te lo volevo dire, pensavo fossi un esperto di piante succulente. No, ti dico questo perché c'è stato lo scorso weekend a Sassari una bella esibizione spinosissima, veramente interessante, di tutte queste piante, e è andato per noi il nostro Cesare Donati a farsi un giretto e ha fatto un piccolo servizio. Io direi che possiamo mandarlo, ce lo gustiamo, ce lo vediamo, però poi torniamo qui perché ti devo fare delle altre domande, perché c'è un'altra piccola cosa che avete fatto qualche giorno fa che dobbiamo parlarne, ok? Certo. Dai, spinosissima, e poi torniamo qui. Eccoci qua, spinosissima allora, caro Renato, ti ha appassionato questa immagine, ho visto che ti hanno appassionato un po', c'erano anche le piante da collezione che rientravano, se non sbaglio, i bonsai, qua ai giardini di Via Venezia, insomma, una bella manifestazione, è stata una bella esibizione. Torniamo a noi, come posso non farti una domanda sulla coppa storica della Dinamo
Sassari, questa FIBA Cup che è arrivata per la prima volta qui in città, insomma, dopo... È stata una bella cavalcata. Vedi, rimaniamo in tema, assolutamente. Una cavalcata lunga, cominciata da lontano, a settembre, in giro per l'Europa. Onestamente non pensavamo di vincerla, speravamo di fare bene, è stato un crescendo fantastico. Tra l'altro la cosa bellissima che mi piace sempre ricordare è che ovunque noi siamo andati c'era una bandiera dei Quattro Mori quella, guarda, sugli spalti, quella sarà fossero sempre 2, immancabile. 10, 100, 300, c'era sempre una bandiera dei Quattro Mori, e sono cose che onestamente fanno pensare. E avere portato a casa questa coppa, questa soddisfazione per i nostri tifosi, anche che vivono in Germania, certo, perché alla fine l'abbiamo vinta fuori casa a Würzburg nella partita di ritorno, è stato bellissimo. È un altro passo per la nostra società, un'altra casellina non meno importante delle altre. Grande serata. Tra l'altro la prima partita cos'era, 84-89 finita per la Dinamo. Sì. Com'erano questi 5 punti? Come ti sei sentito dopo quella partita? Vincevamo di 11-12 fino a pochi secondi alla fine. Würzburg ha avuto uno scatto, un colpo di reni e ha recuperato qualcosa. Però noi stavamo bene, eravamo in forma, bene così. Vincere anche in Germania è stato... E infatti è lì che io ho visto di più ho visto la squadra stare bene, proprio in Germania, quando c'era quel fortino, questi hanno iniziato, però vedevo nei giocatori, io vedevo la tranquillità. È la cosa che mi sta impressionando guardandoli da fuori. Noi, come in tutte le squadre, tutte le partite, in tutti gli sport abbiamo alti e bassi, e i ragazzi sanno giocare con la tranquillità, perché sanno che verrà il momento in cui loro riusciranno a far emergere le loro qualità. È la tranquillità mentale che ci ha cambiato la stagione, e qua dobbiamo dire grazie a Gianmarco, al Poz, che ci ha dato quella carica, quella tranquillità per portarci avanti. Infatti volevo arrivare ben lì, cioè è il sesto uomo in campo, non lo so, cioè è stato il suo intervento, insomma il suo arrivo è stato forse determinante. Sì, ma assolutamente sì, con tutto che Enzo Esposito, l'allenatore che lui ha sostituito, continuiamo a pensare sia uno dei migliori allenatori italiani, però in quel momento evidentemente non riusciva a trasmettere quello che lui poteva trasmettere alla squadra. Lui stesso ha fatto un passo indietro, e il Poz è stato veramente incredibile per carica umana, volontà, oltre che capacità tecnica ovviamente, perché non si improvvisa niente in Serie A. Assolutamente. Ha saputo tirare fuori il meglio da ognuno, ha saputo creare un vero gruppo di ragazzi e di amici, prima ancora che una squadra di basket. Bene, comunque grande coppa, grande serata e grande risultato veramente. Dai, torniamo a vedere un paio di eventi di questo weekend. Mi dispiace che tu sarai straimpegnatissimo, però non so se ti faccio venire la voglia, ma volevo insomma per i nostri seguaci, diciamo, far vedere che cosa c'è di bello, perché a Portocervo abbiamo il Wine Food Festival. È un evento molto importante perché ci sono diverse cantine isolane dell'isola, le più importanti. Ho visto Serrao, ho visto Argiolas, di qua vicino abbiamo di Usini, abbiamo Cherchi, abbiamo Chessa, e poi tante cantine anche italiane, soprattutto dalla Franciacorta, Erbusco, quelle zone lì, del Bosco, insomma quelle un po' più rinomate. Ma non mancheranno anche, ti dico, la gastronomia, con delle cose veramente interessanti, prodotti sempre locali, e anche dei prodotti tipo sushi, che sai, insomma adesso queste nuove fusion. Tu col sushi come ti trovi? Ma insomma sono cresciuto col gnocco fritto e le tigelle, per cui non benissimo, però... Lo sapevo che dicevi una cosa del genere, però con il vino ti trovi meglio, perché gnocco fritto e tigelle diciamo che vanno perfettamente d'accordo.
Gioco Mix a Cagliari, è una fiera del gioco e del fumetto. Tu hai figli? Non te l'ho chiesto. Non ho figli. Non hai figli, quindi però il settore del fumetto sei un po' appassionato? È interessante, mi sono appassionato, lo seguo, è interessante, sì. Quindi qua potrai trovare, ma tanto non ci potrai andare, lo stiamo già dicendo, fumetti e insomma le nuove tendenze dei giochi. Un'altra cosa interessante, a Cagliari c'è De Gustibus, che è il più grande villaggio gastronomico sul mare a Cagliari, e propone tutto quello che sono i laboratori di cibo, degustazioni e tanti show cooking con i migliori chef dell'isola, tra cui Deida, Pomata, insomma i nostri nomi più famosi. E ospite d'onore Chef Rubio, che sicuramente conosci, certo. Insomma ha fatto qualche trasmissioncina, certo. Non so se faranno il gnocco fritto però. Non lo so, devo andare a chiedere. potrebbe essere, dipende se è street food o meno. Okay. Street food deve esserci anche questo, sì. Senti, chiudiamo con un personaggio che mi dicevi prima, insomma, prima di iniziare la diretta, che a te è molto caro, Nicola Virdis, insomma, fa uno spettacolo, sì. Mannaggia, durante l'orario del playoff. Esattamente in contemporanea con la nostra gara 1, è un vero peccato, perché è un artista che abbiamo tutti apprezzato nelle sue esibizioni Italia's Got Talent, e mi sarebbe piaciuto andarlo a vedere. Io l'ho seguito sul web cercando di documentarmi, è veramente uno spettacolo che non sarebbe da perdere se non ci fosse in contemporanea. Non sarebbe, infatti io volevo fare un appello a Nicola, se potresti magari spostare, noi ridiamo la notizia poi sulle nostre pagine Facebook, se magari lo sposti, il giorno dopo ce la faresti il 19, anche se sei dentro, certo. la sera riesci a sganciarti, sì. Facciamo il 19, adesso facci sapere, poi ti do il numero di Renato, vi mettete d'accordo. Lui è tra l'altro arrivato terzo a Italia's Got Talent, ha già fatto delle apparizioni a Colorado, insomma, però prima lui già faceva delle cose molto interessanti, adesso è diventato famoso per questo turnaround dalla canzone di Bonnie Tyler, insomma. E a Sassari, 18 maggio, quello che i nerd non dicono, a Teatro Verdi, vediamo, è il 18 maggio, Nicola, vedi se riesci a spostare qualcosa, insomma. Però guarda un po', ti faccio un regalo, te lo faccio vedere perché il nostro Ico Ribichesu di Sardigna Dies gli ha fatto una breve intervista proprio nel periodo lì del turnaround, sai quello che hanno fatto qua, certo, in piazza l'ho visto, sì. L'hai visto? Sì. Allora andiamo a vederci l'intervista di Ico di Sardigna Dies. In giro per la città a vedere così se c'è qualcosa da fare in questa Sassari che tanti continuano a dire implode, bibì, bubà, però la sassareseria, quella vera, rimane in essere. Nicola Virdis. Ma abbiamo scherzato, ma non credevamo arrivasse questo successo, sinceramente, perché poi anche ho lanciato questa bomba, diciamo. Il pezzo funzionava perché ce l'ho da un anno, sapevo che sarebbe piaciuto, ma non a questi livelli. E poi arriva a Sassari per 2 giorni, mi viene in mente, perché non fare il primo turnaround di Grefa a Sassari? Quindi nonostante la febbre, si farà. Perfetto. I sassaresi rispondono sempre presente, ma coniugami la parola cionfra. Te la coniugo. Credo che ci sarà una cionfra in automatico. Sai, il massimo comune divisore è in piazza adesso. Quanto è importante però ritrovare anche un pochino il sorriso, essere leggeri nell'affrontare il quotidiano, Nicola. Guarda, ti spiego, questo personaggio che ho creato da tanti anni, perché ormai è 10 anni che lo porto in scena, è come il mio fratello gemello, mai avuto perché sono figlio unico, e quindi mi piace tantissimo portarlo in scena perché senza usare la parola ho scelto questo canale per proprio arrivare al pubblico in una maniera diversa. Quindi riuscire a trasmettere con gli occhi, con lo sguardo, fare emozionare in un altro modo, ecco. Dall'Isola del Silenzio, Nicola Virdis, grazie. Prego. Eccolo qua, Nicola, insomma, che quando ha il suo personaggio l'abbiamo sempre sentito in silenzio, poi quando apre la bocca rimane un attimino così, almeno per chi non lo conosce, che ci parla, insomma. Super, veramente un artista a 360 gradi. È proprio quello, insomma, che fa la differenza dell'artista, no? Cioè il suo personaggio muto che fa queste cose, va bene, veramente fantastico. Senti, torniamo a noi, quando sei arrivato qua?
hai visto insomma i giocatori, sei entrato nel cuore Dinamo, chi è che ti ha impressionato come giocatore di più? Professionista anche dal punto di vista... Io sono affascinato da tempo alla storia di Jack De Vecchi, che è il nostro capitano. Ti volevo un po' portare via, te lo nascondo. Al suo essere sardo, pur essendo nato vicino a Lodi, per cui ed essendo cresciuto nelle giovanili di Milano, al suo essere profondamente sardo, all'essersi attaccato a questa terra in maniera viscerale, e alla sua capacità di essere, oltre che un atleta forte sul campo, perché gioca e gioca bene, continua ad essere uno dei migliori difensori del campionato, anche ad essere un punto di riferimento per tutti gli atleti fuori dal campo. È il capitano ed è un capitano vero. Devo dire la verità, la sua storia è una storia molto interessante, molto bella, e Stefano Sardara ha avuto vista lunga facendogli firmare un contratto fino a certo, sì. Quindi probabilmente anche oltre alla sua chiusura dell'attività agonistica. Bene, fantastico, questa cosa è veramente, veramente fantastica. Mentre un giocatore che secondo te potrebbe essere determinante, dico potrebbe essere determinante per questi playoff? Ma noi abbiamo scoperto e riscoperto alcuni giocatori molto interessanti, perché Achille Polonara veniva da un anno, non lo nego, di alti e bassi, e negli ultimi mesi è esploso in tutta la sua forza e la sua capacità. E la scoperta, tra virgolette, sempre parliamo italiani, è il nostro enfant du pays, come dicono in Francia, e Marco Spissu ha avuto veramente un'esplosione ai massimi livelli. Lui, premiato tra l'altro da poco come autore del miglior assist della stagione da Lega Basket, e lui sarà non più la sorpresa, perché effettivamente oramai diventa un giocatore affermato, di questi playoff. Quindi questi potrebbero essere i giocatori che potrebbero portarci. Dove arriveremo? Dove arriveremo secondo Ma te? noi il più in là possibile, più in là giochiamo più siamo contenti. Questa squadra può arrivare dappertutto, anche se le squadre che incontreremo sono sicuramente forti, attrezzate, organizzate e quant'altro, però noi ci crediamo, ci stiamo allenando, ci crediamo e vogliamo arrivare, ripeto, più in là possibile. Bene, mentre i tuoi obiettivi qui alla Dinamo Sassari, i tuoi obiettivi futuri, parlando anche un po' più in là nel tempo, insomma, già guardando più avanti. I miei obiettivi riguardano il campo e il fuoricampo. Io sono molto orgoglioso di avere visto i miei ragazzi intendo i ragazzi dell'ufficio, quelli che io chiamo la squadra invisibile, sono tutte le persone che lavorano dietro le scrivanie per preparare, fare, affinché la squadra poi possa andare sul campo tranquillamente. I miei ragazzi sono stati premiati con un progetto di marketing come il miglior progetto di comunicazione alla Lega Basket Awards, con il progetto di Dinamo TV, stiamo organizzando delle altre iniziative, stiamo cercando di sviluppare anche fuori dal campo una società che già ha i massimi livelli dal punto di vista organizzativo in Italia. Io mi vedo, come mi ha definito Stefano quando sono arrivato, l'allenatore di questa seconda squadra, come il Pozzo è l'allenatore della squadra sul campo. Quindi anche tu ti spaccherai la camicia io dopo questi risultati. mi strapperò le camicie anch'io, come il Posto lo sta facendo sul campo. Senti Renato, io ti ringrazio tanto, il nostro tempo ormai si è esaurito, la nostra mezz'oretta di questa prima puntata. Stai un attimo solo ancora qui con me, che voglio ringraziare Refrain e il mitico panino di Renato per averci dato anche la possibilità di andare sulla loro pagina Facebook per questa diretta. Noi ci vediamo
la prossima settimana, sempre giovedì alle 18:30 qui da Corte Santa Maria. Continueremo a parlare di sport perché c'è un altro grandissimo evento a Sassari, parleremo di lotta olimpica, quindi mi raccomando, giovedì prossimo alle 18:30. Renato, grazie ancora. Grazie a voi. E in bocca al lupo. Crepi il lupo.